spiego la tristezza dove sta. Il politico è minacciato dai servizi segreti americani. La pistola gliel'hanno puntata pure al figlio, l'hanno trovato fuori dalla scuola, gli hanno mandato l'SMS sul cellulare al padre e funziona. Tuo figlio è molto carino, sappiamo dove sta, sappiamo la sua scuola e la tua città. Lo seguiamo ogni giorno, ha degli occhi bellissimi, è attenta alla tua identità. Col tuo cognome rischia di non vivere assai perché tu non vuoi firmare quel trattato là. Così è cambiato il destino dell'Italia. Servizi segreti americani minacciano politici che cambiano l'identità, li vedi modificare anche nella loro morfologia facciale. Ok. Non ci possiamo affacciare su certe storie, ma la verità è una e cambia la realtà per fortuna. Ti rendi conto la gravità di solo una parola falsa che hai detto a tua figlia Bruna? Lascia stare. Ricordati che non puoi più inventare. Hai pagato il politico, il giornalista e il giornale, tutto quanto per poter inventare, manipolare l'opinione pubblica è normale. È tutto così chiaro, è tutto così banale come il male. Le tue forze aviarie, le tue forze aviane, le tue forze aviane sono razze aviane, partono da Aviano, sono aerei che noi malediciamo e ogni militare che sta là si dovrebbe vergognare perché la Costituzione lui non la sa. Ti devi vergognare. Se mi danno una pistola io mi sparo in testa, è normale. Non mi puoi cambiare, non mi renderai violento come ti hanno detto, intendo. Ok, io preferisco perire in tutta questa situazione piuttosto che ferire una persona che neanche conosco per gli interessi di qualcuno che è losco, ha il petrolio nel bosco, solo per il petrolio e l'oro che hai nascosto, mandi gente che non si conosce a uccidersi a vicenda. Questa è la situazione che succede dagli anni 30, questo è quello che succede, si ammazzano senza conoscersi, italiani, jugoslavi, ceceni, siriani, libanesi, manco si conoscono e si sparano per gli interessi del petrolio di un marrano. Si chiama Bush e comanda da 50 anni, 70 anni, non lo sappiamo, è una dinastia che manco la conosci tu. Levagli la faccia e ci sta un rettile laggiù. Sono altro che extraterrestri, sono i più bassi terrestri che esistono, hanno cambiato la nostra vita, insistono a farlo tutti i giorni con i soldi, ti mettono il cappio alla gola convincendomi qualcosa ogni governa la parola. Ci sono frequenze che possono cambiare nella voce e nella musica che stai ascoltando. Il politico ogni anno viene frequenzializzato da qualcuno con un microchip ogni tanto, con un rilevatore Bluetooth. Lo potresti anche vedere tu, non ti voglio, sto scandalizzando la tua anima, è meglio che non lo dico. Ho fatto mettere l'ansia addosso alla gente quando gli dicevo che erano microbi cippati seriamente, gliel'ho dimostrato. Questo è lo stato attuale, non ti voglio imparanoiare, ma lo stato è quello che è stato. Fiat stato in latino, fiat vuol dire stato. Renditi conto di quello che dà fiat, che dà fiat e sfiat. L'apo è il can è il can. Vedi che vuol dire il fonema, la parola, l'etimologia, manco sai cos'è sta realtà, le parole non le hai mai capite, non puoi capire la verità. Lascia stare. Vedi la traduzione del can, fiat vuol dire stato, stato mafia, mafia stato, servizi segreti americani, tutto combinato. La razza aviana manda aerei da Italia per uccidere gente che è tuo fratello, che stanno in Libia, Libano, non lo so nemmeno, in Medio Oriente, chi era quello? E manco sai chi è, vi sparate l'un con l'altro e manco fai un bidet al tuo cervello. La razza aviana. Ti hanno mentito il giornale e il politico. Noi andiamo a fare i morti in Medio Oriente come li abbiamo fatti in ex Jugoslavia, uccidiamo bambini, uccidiamo quella mamma strana, uccidiamo tutti quanti, siamo l'Italia. Creiamo le mine anti-uomo, tramite meccanica, abbiamo ucciso bambini, staccato gli arti. Sulla base Eternit, perché questa base è eterna come l'Eternit che hanno messo a Bagnoli, eppure lo stanno sversando, hanno aperto, sono uscite la peste, eppure i mostri nuovi, tutti i demoni nascosti. A Bagnoli stanno alzando il terreno dell'uscita all'epatite C, ma serio, pure i dinosauri. Attento a quello che fai che ti ammauri, è tutto vero. Halloween, i demoni, ma serio, che escono da sottoterra come morti e ti mangiano il planisfero, il tuo emisfero, e ti sfioro. Attento ai demoni che escono dal sottosuolo a Bagnoli.
Epatite C, dove ti trovi? In un mondo del denaro, del denaro. Ci stanno gli yogi, avidi di denaro. Sono santoni massoni, servizi segreti, è chiaro. È partito un aeroplano da Aviano, c'era un ragazzo nostrano, premerà il pulsante sopra il joystick quando partirà il missile che ucciderà un cristiano che si trova in Medio Oriente. Hanno detto che è parente di quello jugoslavo che stava a Belgrado, dove Mattarella ha firmato, è chiaro che partissero anche allora da Aviano i nostri aerei con i nostri ragazzi. È inutile che hai l'ansia, anzi misura queste cose perché hai fatti balzi sulla sedia, sei uno stratega. L'Italia che uccide tutti quanti, mega coalizione di servizi segreti che lavorano per Bush il massone, che ha messo l'abitacolo dove abiti l'abitacolo, il petrolio, il tuo demonio, il portapetrolio, porti soldi a Bush ogni giorno, lui fa le guerre, sono 50 anni, in tutte le terre, ormai ha finito le terre, Libano, Libia, Ucraina, Kosovo, non si sa più, Medio Oriente, è impazzito, perché il petrolio è potente. È qualcosa che cambia la gente, il petrolio è qualcosa che cambia la mente, c'è un dispositivo nella tua macchina che ti rende bisbetico seriamente, perciò litighi in macchina, non hai capito? È tutto uno studio di Bush per demonizzarti e rendertelo come lui il mondo, farti diventare come Bush, perciò ti arrabbi sempre in macchina nel traffico, mica lo stress. È un dispositivo che è dentro la macchina e l'ha messo lui nel suo portapetrolio, nel portademonio. Ricordati di Ford, c'era l'etanolo di canapa e poi Bush lo levò, guarda caso. Che coincidenza, è proprio lui, lo stesso stadio. Hanno levato la canapa e messo il petrolio. Che coincidenza. E ti stupisci che un microchip cambia la tua essenza. Devi imparare che l'ignoranza fa male, uccide più delle malattie, di quell'alcol letale che ti bevi tutti i giorni, fa male. La nicotina delle sigarette è mortale, neco necas necavi nectum necare, è una declinazione latina, devi studiare, devi tornare a leggere i libri, non li hai mai letti, biblos vuol dire libri, ma i libri voi che li tenete a fare, brutto affare, ma di oggi non ti può perdonare, ha mandato me a parlare, a rovinarti, a umiliarti, colpo finale. L'umiliazione, l'insulto finale, letale, sono peggio di tuo padre, sono come i cazziati di tuo padre, le mazziate di tua madre, la lezione finale. Stai male, hai supportato Bush per la tua esistenza, tale e quale, come oggi quando vai a comprare il petrolio e porti soldi al bussolotto male, che andrà nella carne madre, della madre e del figlio, jugoslave, storie strane. Oggi morirà un bambino in Medio Oriente grazie a te che hai messo il petrolio, perché Bush comanda le guerre in tutte le terre del mondo grazie ai soldi che gli dai tu, e sulla base Eternit, che è l'Eternit che hanno messo giù a Bagnoli, giù gli stessi massoni che conosci tu, che hanno ucciso Falcone, Borsellino, i servizi segreti di su del USA, Stati Uniti divisi dalle divise unite, no, unite dalle divise che hanno diviso gli Stati Uniti. Chi? Ma che stai dicendo, che stai capendo? Non mi raccogli più da terra, sono solamente pulviscolo di questa terra dopo l'esplosione atomica della tua... Fin quando il tuo male ti farà saltare in aria, salterai in aria con tutto il tuo male. Io sto in un'altra dimensione, inizierò a volare, sono il pulviscolo che non puoi guardare, non puoi toccare, non esisto, sono irreale. Mentre esploderai nell'olocausto nucleare.